Con l'arrivo della bella stagione milioni di cittadini e di turisti, molti dei quali stranieri, affollano mari, spiagge e acque del Veneto e delle sponde lombarde e trentine del lago di Garda. In questo contesto, in conformità con le direttive impartite dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, nei giorni scorsi ha preso il via anche nella direzione marittima del Veneto l'operazione Mare Sicuro, che da oltre 30 anni vede impegnati per tutta l'estate le donne e gli uomini della Guardia Costiera per garantire la sicurezza di bagnanti, di portisti, subacquei e più in generale di tutti coloro che scelgono le coste e i mari italiani. Fino al 18 settembre 208 donne e uomini, 25 mezzi navali dei comandi di Venezia, Chioggia, Jesolo, Caorle e il nucleo mezzi navali Guardia Costiera di Salò opereranno quotidianamente lungo i 140 km di coste e litorali della regione e i 158 del lago di Garda sulle sponde lombarda, veneta e trentina, pronte a intervenire in caso di emergenza. Saranno anche supportati dalla componente specialistica dei nuclei aerei della Guardia Costiera, che sarà pronta ad intervenire in caso di necessità. Con l'operazione Mare Sicuro sarà incrementata tra l'altro anche l'attività ispettiva della Guardia Costiera sul pubblico demanio marittimo per prevenire e reprimere occupazioni illecite, reati ambientali e verificare il puntuale rispetto delle norme in materia di sicurezza balneare. L'analisi dei dati della scorsa stagione, che ha visto oltre 240 persone tra diportisti e bagnanti soccorsi dalla Guardia Costiera, aveva già confermato che la maggior parte delle emergenze in mare è correlata a situazioni di pericolo prevedibili ed evitabili, come avaria al motore, avverse condizioni meteo, mancato rispetto delle più elementari norme di prudenza. Per questo l'invito è quello di affrontare il mare con il rispetto e la preparazione necessarie. Tutte le informazioni si trovano su guardiacostiera.gov.it e in caso di emergenze o segnalazioni i cittadini possono contare sul numero 1530 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, che consente di contattare tempestivamente la Guardia Costiera.